Bastano 66 minuti alla Saugella Monza per regolare con un secco 3-0 la Delta Despar Trentino. Gara a senso unico dall'inizio alla fine, con pochissimi sprazzi di combattività delle ospiti alla quinta sconfitta consecutiva. D'altra parte il messaggio del tecnico Bertini è chiaro già nello starting six. Il turnover per Cumino, Melli e Furlan in vista di incontri più alla portata indirizza emotivamente il match di Trento. Saugella, dal canto suo, al ritorno in campo dopo 15 giorni senza gare e ancora senza Orro tenuta a riposo, ma Gaspari, per rimettere in moto la macchina dopo tanto tempo, si affida alle solite. Alla fine MVP è Herman, ma l'andatura, soprattutto della fase break, è quella ormai assodata di questa stagione, dettata da una grande incisività in battuta, con 7 ace a fronte di soli 10 errori, e dalla solita barriera eretta a rete. Saranno 15 infatti i muri alla fine. Nel primo set Saugella si stacca subito dal 5 pari al 17-9, chiudendo 25-12 con 5 muri e 5 ace. Non troppo diversa la seconda frazione, con Saugella subito in fuga 7-2 e mai ripresa, e l'attacco di Trento, dopo il 30% del primo set, resta ancorato al 33% del secondo, terminato 25-17. C'è più lotta nella terza frazione, perché con l'ingresso di Melli le ospiti mettono più energia. Trento avanti 6-9, Monza pareggia a 12 e sorpassa fino al 16-12 con 4 muri e un ace. Trento si arrende, per Saugella entra Davis Chiva che mette la firma su 4 degli ultimi 5 punti, chiudendo 25-18 per il 3-0 che vale 3 punti. Sì, è stato un periodo a gennaio che era pieno, poi 2 settimane di pausa, dovevamo un po' adattarci e avevamo il tempo di spingere un po' in campo in sala pesi e l'abbiamo fatto. Oggi era importante per noi ripartire bene e l'abbiamo fatto.